Questo progetto di valorizzazione del patrimonio letterario della Fondazione è stato possibile grazie intanto al sostegno dell'amministrazione comunale di Selargius, del prezioso contributo della Fondazione di Sardegna, che ci ha permesso di realizzare questo progetto coinvolgendo tantissime altre persone, come abbiamo detto la cooperativa Aleph, la società Sisar Archivi, tutta l'organizzazione della Biblioteca Comunale di Selargius e quindi proprio materialmente tutti i dipendenti e la dottoressa Lanero che ha coordinato magistralmente il tutto. All'interno della delibera si dava proprio indicazione di fare uno studio di fattibilità per questo trasferimento, cosa che abbiamo fatto insieme all'assessore Roberta Arrelli. Siamo andate a casa Onnis, dove erano ancora conservati i libri, e abbiamo preso visione di quanto c'era e quindi abbiamo iniziato a fare un progetto insieme a Luciana Onnis, un progetto proprio perché appunto oltre al trasferimento fisico dei libri comportava anche la catalogazione e poi la valorizzazione. Ma ci ha permesso anche di realizzare una borsa di studio per l'affidamento proprio dell'analisi critica del materiale che fa parte dell'archivio personale. Questa borsa di studio è stata vinta dalla dottoressa Laura Medda, che ha realizzato il catalogo ragionato che ci apprestiamo a breve a pubblicare, in modo tale da avere anche per quel materiale una guida competente che possa indirizzare il lettore bene alla comprensione di tutto questo materiale, che ripeto è un materiale che copre un arco di tempo lunghissimo, quasi 60 anni di tempo, ecco.